assalto notturno dei banditi, stavolta ad Asolo, vittime dei rapinatori, 2 fratelli. Anziana trovata morta nel sangue davanti a casa a Colceresa, ipotesi omicidio colposo. Il governatore Stefani in Parlamento, l'autonomia non spacca il paese, anzi è virtuosa. A Castelfranco testa a testa Pozzobonghi Menton, domenica e lunedì si vota il nuovo sindaco. Maxi truffa delle auto, 5 condanne al bassanese Paolo Stevani, inflitti 14 anni. Il prete anticamorra Don Maurizio abbraccia il giornalista Cappellari, indagini serrate. Erbacce in stazione a Bassano, le proteste dei cittadini saranno tagliate solo a metà mese. La Mille Miglia sfreccia anche a Cittadella, il rombo dei motori infiamma gli appassionati. Buonasera dal TG Bassano, l'avete sentito dai titoli, partiamo dalla cronaca nera, un altro assalto notturno in casa, stavolta ad Asolo ai danni di 2 fratelli, il servizio di Mirko Cavallin. Una rapina a mano armata nel cuore della notte in questa villetta di via Castellana tra Casella e Villa d'Asolo, dove vivono 2 ex insegnanti ultrasettantenni, Paola e Guido Furlanetto. 3 persone, 2 armate di coltello, 1 armata di pistola, sono entrati in casa. Il cancello era verosimilmente aperto, come spesso pare venga lasciato dai proprietari. Sono entrati chiedendo di consegnare tutti gli averi, il denaro e gli ori presenti, sotto appunto la minaccia delle armi. La signora Paola è riuscita con freddezza, ma anche con tanta paura addosso, appunto a consegnare tutti gli ori, i gioielli di famiglia e anche una quantità di denaro che adesso è per il calcolo al vaglio dei carabinieri intervenuti nel corso della notte. I 2 fratelli sono ancora scossi, sono tornati all'interno della casa dopo aver rilasciato le testimonianze ai carabinieri. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un vicino di casa al quale la signora, per chiedere aiuto, ha suonato il campanello nel cuore della notte. Era circa l'1 e praticamente la signora, la mia vicina, mi ha suonato il citofono per 2 o 3 volte. Io stavo dormendo, mi sono svegliato, sono uscito, non l'ho vista qua al cancello, mi è sembrata una cosa un po' strana. Poi mi sono affacciato alla finestra, lei mi ha chiamato dal giardino, solo che era al buio. Non vedevo nessuno, sentivo la voce e basta. Gli ho chiesto se stava bene e tutto, mi ha detto sì, vieni a vedere una cosa, vieni a vedere. La cosa mi sembrava un po' sospetta e gli ho detto guarda, chiamo i carabinieri, perché ha detto che gli hanno staccato il telefono. Chiamo i carabinieri e li avviso e aspetta dentro casa, perché sì, mi ha detto sono venuti i ladri. Le 2 vittime, descritte come persone riservate, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Stando al racconto di un terzo fratello, non avrebbero subito percosse o violenze fisiche, ma sono ancora sotto shock per quanto accaduto, un fatto inedito nella zona. Avete avuto in zona recentemente o nel passato episodi di furti, rapine? No, in zona, qui nelle nostre case, qui vicino no. Ho sentito sì, in quartieri qui della zona comunque ci sono stati furti, furtarelli, anche da amici miei in passato, però vicino proprio qua no. La zona retrostante è di aperta campagna e non ci sono né strade né altre abitazioni vicine. Il rettilineo di via Castellana, da una parte verso Asolo, dall'altra verso Altivole, è stato per i ladri una comoda via di fuga col bottino. Sul fatto indagano i carabinieri. Adesso ci trasferiamo a Colceresa, dove martedì una donna è stata trovata morta davanti alla propria abitazione. È in corso un'indagine per omicidio colposo, il servizio di Nancy Galdi. Trovata senza vita all'esterno della sua abitazione a Molvena di Colceresa, in via Monteferro, riversa a terra in un lago di sangue. È avvolta nel mistero la morte di Maria Santina Chemello, 92 anni. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118, per l'anziana non c'era ormai più nulla da fare. Sul corpo, secondo quanto emerso, non sarebbero state trovate ferite. Tuttavia la procura ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e ovviamente dispiacere per il fatto avvenuto. Conoscevamo il nucleo in quanto insomma, siamo anche in una piccola comunità dove ci si conosce un po' tutti. Chiaro che adesso ci sono
delle indagini in corso. Spero ovviamente che non ci sia nessun altro tipo di risvolto, però è giusto che vengano fatte tutte le indagini, che venga chiarito insomma il caso. La casa, dove vivrebbero anche il figlio della donna e la compagna di lui, è stata posta sotto sequestro. L'anziana pare soffrisse da tempo di gravi problemi di salute, perciò non si esclude anche una morte dovuta a cause naturali. Sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le circostanze del decesso. Sicuramente se aveva delle patologie pregresse, aveva anche un'età anche importante, quindi può essere anche appunto un'emorragia o qualcosa che poi, ripeto, le indagini sono in corso ed è giusto che vengano fatte nel miglior modo possibile e nella maggior serenità, insomma, anche per le forze dell'ordine. Non spacchiamo l'Italia, facciamo l'interesse dei territori. L'ha detto oggi, l'ha ribadito il governatore Stefani in commissione parlamentare a Roma, il servizio di Christian Arboit. E con l'autonomia noi non togliamo un euro a nessuno, chiediamo semplicemente di assumerci delle responsabilità in più, di poter rispondere al nostro territorio in prima persona, di farlo rischiando anche del nostro. Ma io credo che chi fa amministrazione pubblica, chi sceglie di fare amministrazione pubblica debba essere disposto a rischiare di più. Ripete spesso il termine responsabilità Alberto Stefani nel corso dell'audizione a Roma sul disegno di legge per l'autonomia differenziata, un passaggio atteso davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato riunite in forma congiunta. Sul tavolo in particolare le materie non coperte dai LEP, ovvero protezione civile, professioni, previdenza integrativa e coordinamento della finanza pubblica in materia di tutela della salute. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario? Sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori? Sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali? Sì, lo riteniamo necessario, così come riteniamo fondamentale che la regione possa includere i fondi sanitari integrativi nella spesa regionale e possa gestire i risparmi per quanto riguarda la spesa sanitaria nei confronti dei propri cittadini. Di fronte ai rilievi dei commissari, Stefani ritorna sul referendum del 2017 e su un concetto per lui fondante. Non credo che dire che questa riforma spacchi l'Italia sia la soluzione. Io credo che la soluzione sia piuttosto il contrario. Autonomia che resta a cavallo di battaglia della Lega che però perde i pezzi. Nelle ultime ore l'addio del deputato vicentino Eric Pretto in odore di provvedimento disciplinare, meschino e irricevibile, dice lui, parlando di una Lega rimasta senza linea politica. Domenica e lunedì, siamo sempre nell'ambito della pagina politica, si vota a Castelfranco Veneto, il nuovo sindaco. È ballottaggio tra Ghimenton, centro-sinistra, e Pozzobon del centro-destra. Il servizio di Elena Dal Forno. Ancora pochi giorni e Castelfranco avrà il suo nuovo sindaco o sindaca. I cittadini sono chiamati ad esprimersi al ballottaggio che vedrà di fronte il centrosinistra di Maria Ghimenton, alleata con Daniele Manente, e il centrodestra di Luca Pozzobon. I seggi rimarranno aperti nella giornata di domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Ecco le prime cose che, se eletti, gli aspiranti candidati faranno per la loro città. Cercheremo di trovare appunto quello che deve essere l'inizio insieme di questo percorso, perché vogliamo farlo insieme, vogliamo creare una squadra che sia forte, unita su quello che è il bene di Castelfranco, quindi capire all'interno della macchina comunale come potenziare tutta l'energia che c'è, vedere quelli che possono essere magari anche le cose da migliorare, pensare anche a collegamenti di Castelfranco con le città vicine per trovare una nuova sinergia. La prima cosa che farò è puntare su almeno 3 azioni, che è quello di rivitalizzare il centro storico, non solo la piazza ma proprio il centro storico, lavorare sulla cultura, sulla sicurezza e poi su quel tema che continuo a spiegare, sulla famiglia, sulle attività sportive, sui giovani e sugli anziani. Questi sono i temi principali.
Adesso torniamo alla cronaca. Era stata una truffa odiosa ai danni di decine di acquirenti di automobili. 5 persone sono state condannate per la truffa dal Tribunale di Vicenza. A un povese, Paolo Stevan, sono stati inflitti 14 anni di carcere. Si chiude con condanne per complessivi 29 anni di carcere, inflitti dal Tribunale di Vicenza a 4 bassanesi e un trevigiano, una delle più importanti inchieste venete sulle truffe nella compravendita di automobili di alta gamma, tramite la concessionaria fantasma AutoQ di Alte di Montecchio Maggiore. Gli imputati avevano venduto le stesse auto decine di volte a ignari acquirenti che versavano le caparre e poi venivano beffati. La pena più elevata è stata comminata a Paolo Stevan, 52 anni, di Pove del Grappa, considerato dagli investigatori il promotore e la mente dell'organizzazione, condannato a 14 anni di carcere. Condannati anche a 6 anni di reclusione Johnny Pizzolato, 54 anni di Vedeleago, a 3 anni e un mese di carcere Carlo Alberto Scudiero, 38 anni, ed Emanuele Gobbo, di 51, entrambi di Bassano del Grappa. A 2 anni e 10 mesi di carcere anche Dina Bujor, moldava quarantenne, compagna all'epoca dei fatti di Stevan. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa era partita nel 2018 e aveva portato nel dicembre del 2021 all'esecuzione delle misure cautelari in carcere a carico di Stevan e ai domiciliari per Pizzolato, oltre al sequestro preventivo di beni per oltre 2 milioni. Secondo l'accusa, attraverso la AutoQ, indicata come una concessionaria fittizia operante tra il vicentino, il bassanese e il trevigiano, erano stati raccolti soldi e caparre da decine di clienti interessati all'acquisto di vetture prestigiose, Mercedes, Audi, BMW e Range Rover. In numerosi casi gli acquirenti avevano versato addirittura l'intero importo, senza mai ricevere l'automobile. Le parti offese erano 57, assistite tra gli altri dagli avvocati Cesare Dalmaso e Silvia De Biasi. Con la sentenza il Tribunale di Vicenza ha disposto a carico di Stevan anche la confisca per oltre 2 milioni di euro. E proseguono le indagini per scoprire l'autore dell'attentato a Enego ai danni del giornalista Adriano Cappellari, giornalista che questa sera ha incontrato Don Maurizio Patriciello a Bassano. Il 20enne cronista eneghese Adriano Cappellari ha incontrato a Bassano Don Maurizio Patriciello. Un forte e caloroso abbraccio dopo l'attentato incendiario di sabato sera alla casa di Adriano. Il prete anticamorra e il giornalista finito nel mirino di chi? Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia nel senso di scoprire qualcosa di segreto. Certo. Quindi lì avevo già escluso che fosse qualcosa di questo genere, anche perché la minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale altopiano, che gira solo in 7 comuni, quindi dar fastidio a qualcuno da via che il giornale altopiano è solo in 7 comuni è strano, no? Quindi è qualcosa di per forza interno, che non riesco a collegare assolutamente, perché non ho mai toccato temi da giustificare così tanta rabbia nei miei confronti, insomma, anche nella vita privata. Intanto le indagini dei carabinieri, coordinati dal procuratore Lino Giorgio Bruno di Vicenza, proseguono a ritmo serrato. Le forze dell'ordine stanno lavorando e continuano anche a sorvegliare l'abitazione e anche la tutela della mia persona c'è comunque, quindi sono anche tranquillo da quel lato lì. C'è questa persona comunque che ce l'ha con me e spero che venga presa il prima possibile, perché comunque non c'è quella tranquillità lì che c'è nella vita normale, insomma c'è sempre questa persona qui va presa, insomma. Enego è tornato ad essere il paese dei misteri, a cominciare dal delitto dei coniugi Miola di oltre 20 anni fa, tuttora insoluto e che costituisce una ferita sempre sanguinante per la giustizia. Adriano Cappellari
osserva. Non è chiaro, effettivamente io ci ho ragionato più volte, ma già da novembre, anche con la mia direttrice del giornale, abbiamo fatto vari ragionamenti su cosa può essere successo. E su misteri, perché veramente io non ho toccato mai niente che può giustificare una cosa del genere, quindi faccio fatica personalmente a dire può essere una persona piuttosto di un'altra. Io non mi capacito, lo stesso non si è capacitati appunto anche la volta di Miola, quindi misteri, insomma, ecco. Le segnalazioni di voi telespettatori ci portano alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa. Ecco il motivo. Puntuale come ogni primavera inoltrata si ripresenta la problematica degli sfalci mancati o tardati. Come già accaduto in altre occasioni, al centro della segnalazione di un telespettatore ci sono le aiuole spartitraffico del parcheggio di via Villa Raspa nella zona della stazione ferroviaria di Bassano. Non si tratta di normale erba da prato, ma di veri e propri arbusti che si sviluppano velocemente coi primi caldi e le prime piogge, prendendo possesso dell'area a parcheggio e del percorso ciclopedonale che porta verso via Tabacco. Anche qui dalla recinzione esce della vegetazione incolta, ma si tratta di aree di proprietà privata. Sulla parte di competenza del comune di Bassano, ovvero la zona pubblica, è previsto, come ci ha confermato l'assessore all'ambiente Andrea Viero, un intervento di sfalcio e pulizia verso la metà di giugno. Si tratta di uno dei lavori periodici eseguito dalle ditte incaricate, legato per la sua esecuzione anche alle condizioni meteorologiche. E a proposito del continuo dialogo con voi telespettatori, vi sottoponiamo anche oggi il quesito a proposito di lupi ed orsi. Che cosa fare? Potete inviarci i vostri suggerimenti al numero in sovraimpressione o all'indirizzo di posta elettronica. Adesso le brevi dal territorio. Al via l'iniziativa Adotta un'aiuola a Bassano. Aree verdi comunali come aiuole e rotatorie verranno affidate a imprese, enti e associazioni che intendano prendersene cura. 4 studenti dell'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero hanno conquistato il titolo di campioni nazionali ai Giochi della Gioventù di Roma. La Biblioteca di Borgoricco ha vinto il bando nazionale Lettura per Tutti 2025. Il progetto presentato, Mani che leggono, ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto. Parte da Colceresa questo sabato il ricco programma di spettacoli della rassegna Teatro in Collina 2026. Sabato alle 20:45 il Teatro Politeama di Marostica ospita una serata speciale dedicata alla tradizione, alla musica e ai valori del Corpo dei Bersaglieri. Nascere a Cittadella. Il prossimo Open Day dedicato ai futuri genitori si terrà martedì prossimo dalle 14 alle 16 in Villa Rina. Sabato e domenica prossimi, apertura straordinaria del nuovo edificio della Scuola dell'Infanzia a Castello di Godego per permettere ai genitori di scoprire la nuova struttura. Giovedì 11 giugno verrà bonificato un ordigno bellico rinvenuto in via Francia a Castelfranco. È obbligatoria l'evacuazione temporanea nel raggio di 94 metri. Conclusi gli interventi di difesa idraulica sul torrente Silanetto in località Contrà San Giorgio a Bassano, realizzati dal Consorzio in collaborazione con la proprietà privata. Motori, che passione! Con Valentina Visentin scopriamo la tappa della 1000 miglia che partirà da Cittadella e arriverà a Padova. Dalle mura di Cittadelle a quelle del castello di Valbona, dall'alta alla bassa padovana, attraversando il cuore di Padova, dopo 9 anni ritorna nel nostro territorio la storica competizione 1000 miglia. 2 tappe, il 9 e 10 giugno, 400 equipaggi, 29 nazioni presenti, 77 veicoli, vetture che hanno gareggiato in gare di velocità tra il 1927 e il 1957. La prima parte del percorso, il 9 giugno, attraverserà l'Alta Padovana, Cittadella, Piombino Dese, Borgoricco, Villanova di Campo San Piero,
Piero, Campodarsego e Cadoneghe per poi arrivare a Padova e concludere la tappa in Prato della Valle. Una presenza straordinaria, quella della Mille Miglia nel nostro territorio, e quindi un grande applauso va all'Automobile Club di Padova per aver fortemente voluto coniugare la bellezza della città con la bellezza del territorio padovano, dalle città murate ai colli Eugani, al bellissimo paesaggio del Graticolato romano, e quindi un'esperienza unica che vedrà queste macchine bellissime attraversare Padova e la sua provincia, regalare emozioni forti, regalare spettacolo, regalare la bellezza unica che solo questa corsa sa portare. Sempre da Prato della Valle partirà la seconda tappa il 10 giugno che attraverserà invece la Bassa Padovana e i Colli Eugani. Tra i volti noti alla guida delle auto l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, il campione di motociclismo Loris Capirossi e lo chef Carlo Cracco. La Mille Miglia del 2027 compirà 100 anni e la speranza che Padova e il Veneto possano essere protagonisti della storica edizione. La Regione vuole assolutamente che questa manifestazione non sia un episodio isolato, ma sia all'interno di un sistema strutturato di promozione turistica, di valorizzazione del nostro straordinario patrimonio storico architettonico che Padova e il Veneto hanno. Continua in Basilica a Padova la tredicina in onore del santo più amato. Anche noi dobbiamo sentire che non basta essere persone religiose, abbiamo bisogno di un di più, di qualcosa che va al di là, che eccede, cioè che va oltre. Abbiamo bisogno di fare il passaggio ad un Vangelo accolto e vissuto nella sua verità e nella sua radicalità. Lo ripeto, per essere discepoli di Gesù non basta essere persone religiose. Lo vediamo nei Vangeli come molto spesso le persone religiose non hanno seguito Gesù. Anzi, chi lo ha condannato, pensiamo ai farisei, erano persone religiose, ma non hanno accolto il Vangelo. Essere cristiani invece è un fatto di esperienza del Vangelo. Come dice Paolo nella seconda lettura, occorre sperimentare che Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Era il vescovo Pavanello di Adria e Rovigo. A questo proposito, fra 9 giorni sarà la festa del Santo di Sant'Antonio e Rete Veneta seguirà con una diretta non stop dalle 5:30 del mattino fino a sera tarda tutte le manifestazioni religiose in onore appunto del Santo più amato. Per la programmazione serale Focus col direttore Luigi Baciali, gli ospiti saranno Paolo Benvenu, Silvia Calligaro e Gianluca Colusso, Fabio Crea e Gabriele Donadel, Denis Frison, Massimo Venturato e l'assessore regionale Marco Zecchinato. Prima di lasciarvi ai vostri SMS e poi alle previsioni del tempo, vi auguriamo una buona serata.